Terza corsa, premio energia fluida, una prova per 13 cavalli di 3 anni, non vincitori di 2.500 euro in carriera, 1 Elite Trio, 3 Enjoy ZS, 4 Esedra Cube, 5 Elite, 6 Egrale NSM, 7 Ellen degli Ulivi, 8 Edith Stecca, 9 Elisa degli Ulivi, 10 Etruria, 11 Ermione OP, 12 Speranza Alba SM, 13 Erba Luce Sì, 14 Electra Zil. Giocata a tutte le quote, Elite, numero 5, Luca Lovera. Sbaglia Egrale NSM, che induce in errore anche Ermione OP. Partiti con veloce Esedra Cube al comando nei confronti di Elite. Poi in terza posizione Elite Trio, di fuori rimane Enjoy ZS. Numero 6 Egrale un altro po' di rotture in mezzo al gruppo, ha sbagliato anche il 7 di Ellen degli Ulivi, una delle più attese. C'è 15-3 per il lancio. Esedra Cube ha preso la testa nei confronti di Elite, che è in seconda posizione. In terza c'è Elite Trio, in quarta Enjoy ZS, poi Elisa degli Ulivi, poi via via gli altri con la risalita esterna da parte di Edith Stecca. 34 per i primi 400 metri di corsa, con Esedra Cube che ha preso la testa e guida a buon ritmo nei confronti di Elite, che è in seconda posizione, Elite Trio in terza. Questi sono leggermente avanti ad Enjoy ZS, che precede Ellen degli Ulivi, di fuori Edith Stecca, quale si porta in scia Speranza Alba SM, poi ancora Ermione OP, rimessa dopo la rottura iniziale. Esedra Cube completa i primi 800 metri in 1-1,5, muove a destra Elite, che non perde tempo e va all'attacco della battistrada. Rimane a contatto dei primi Elite Trio, che precede Enjoy ZS quando siamo al primo chilometro, che Elite completa in 1:17,1, si sbarazza di Esedra Cube e passa al comando. È inseguita nell'azione da Elite Trio, poi ancora Enjoy ZS, mentre guadagna posizioni all'interno Etruria quando siamo a 400 metri dalla conclusione. Elite in vantaggio, Elite Trio che la insegue, passa in terza posizione, poi Enjoy ZS, c'è un 33 di terzo parziale. Elite in vantaggio, Elite Trio nella sua scia, poi Enjoy ZS a 200 metri dalla conclusione, entra in retta arrivo in vantaggio Elite nei confronti di Elite Trio. Elite in vantaggio, Elite Trio che prova a spostare, Elite che ha ancora un paio di lunghezze di vantaggio, Elite che nel finale si allunga a vincere nettamente nei confronti di Elite Trio. Al terzo posto finisce Enjoy ZS, buono per la prossima al quarto posto Etruria. 37 da arrivare, 1:16,7 ragguaglio cronometrico, facile assunto per Elite Luca Lovera. Il training di Marino Lovera, Luca Lovera che è anche proprietario della figlia di Irving Rivarco e Tringa Jet, che nel finale si allunga nettamente nei confronti di Elite Trio. Si deve accontentare del secondo posto. Al terzo Enjoy ZS viaggia bene tutto il treno allo steccato e vince il numero 5 di Elite Luca Lovera per Marino Lovera e i colori di Luca Lovera.